Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di una storia che mi è successa, ma che può essere di insegnamento anche per quelle persone che possono o vogliono o incontrano le varie live del Marietto Veneziano. Ma prima di fare questo vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildigada, al canale del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social. Vi ricordiamo che qui sotto abbiamo i link in descrizione per raggiungere sia i nostri gruppi Face che il nostro sito Il Capitano, dove potete trovare più di 20 ebook di radionica radiestesia, tra i quali, per dirne una, hanno già scaricato di questi ebook dal 2015, da quando ho fondato il sito Il Capitano, 175.000 ebook con circuiti radionici e quadranti radiostesici. Quindi hanno scaricato più o meno 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radiostesici gratuiti, sempre targati Maretto Veneziano. Poi nel sito abbiamo anche una zona shop dove si può acquistare questo talismano amuleto magico dal valore di 150 euro più 10 euro di spedizione, trattati radionicamente e radiestesicamente. Bene, parliamo un po' di questa pillola, no? Questo racconto che vi voglio fare per capire un po' come vanno le cose. Perché ci sono persone che ci contattano, no? Ci contattano magari 2 anni prima, 3 anni prima, gli spieghiamo com'è la storia, gli spieghiamo com'è il lavoro, gli spieghiamo com'è la situazione, e loro non credono. Dopo 2 anni, no, magari non ci pagano, ci chiedono il servizio, se lo fanno fare, poi spariscono, poi tornano dopo 2 anni e diciamo: guarda che 2 anni fa tu ci hai fatto fare dei lavori e non li hai pagati. Sì, scusami perché avevi ragione, adesso ho capito, e incominciano a pagare il lavoro di 2 anni fa. Ma prima di iniziare questo, perché poi vi racconto sarà un po' più lungo, vi racconto la storia che mi è capitata più o meno 30 anni fa. 30 anni fa ho parlato a una signora sugli 80 anni dal veterinario per il suo gatto, ero in sala d'attesa e sentivo che il veterinario, che aveva lì anche lì 70 anni, che era in pensione, però faceva ancora dei lavoretti così, vede questa signora e dice: senta, ma lei sa che tanti anni fa io avevo fatto un lavoro per il suo gatto, che non era quello, ma era un altro, e lei non me l'ha pagato. Questa ha fatto finta di niente. Io ero lì, era i primi tempi che conoscevo questa signora, che l'avevo portata per farmi un piacere. Morale della favola, questo veterinario opera il gatto, la signora chiaramente paga quel lavoro perché se no il veterinario non lo faceva. La signora si è portata a casa con me il gatto non si è più svegliato. Perché faccio questo racconto? Il veterinario, tra l'altro, è una bravissima persona perché poi io ho portato a tantissimi altri animali e ha sempre fatto il suo lavoro anche gratis in alcuni casi. Perché? Perché alcune volte certe persone vogliono fare i furbi, ma i furbi con altre persone non sempre si può fare, no? E non lo dico per quelli che vengono a noi, che gli spieghiamo 1, 2, 3 e poi pensano che vanno da altri newaggiani e fanno 4, 5, 6. Perché poi non è che poi tornano a noi e non siamo i veterinari di turno, no, a noi ci frega niente, che le persone che vengono da noi, se si fanno fare dei lavori, devono pagare, giustamente, perché siamo liberi professionisti. E se ci credono bene, poi sono poi i fatti loro. Però sta di fatto che capita, è già capitato, che ci sono persone che non credono magari a quello che diciamo, ci si pagano, poi dopo, magari perché, scusate, altri pifferai magici dicono altre cose, magari dicono: ma noi te lo facciamo gratis, destra e sinistra, poi dopo torno, dopo 2 anni, dico: vabbè, avevi ragione, te, quello là mi ha fregato e tu invece sei stato corretto. Allora, il concetto è molto semplice. Quando una persona ha la stalla piena, la famiglia che funziona, è lì che deve investire maggior tipo di energie economiche, in questo caso qua, per difendere la famiglia, con riti propiziatori e riti che diano forza al campo magnetico della famiglia. Poi è chiaro che se uno è sposato uno con un DNA che va in cantina, chiaramente la cosa è complicata. Però diciamo che in linea di massima i riti propiziatori potrebbero fare già qualcosa. Se invece uno incomincia a pensare, quando la vacca è scappata dalla stalla, che basta un'Ave Maria, un Padre Nostro o un santino del padre di turno,
da appendere in camera si sbaglia di grosso. Perché quando le vacche sono scappate da stalli, il lavoro diventa 10 volte più difficile. Grazie cari amici e ci sentiamo al prossimo video.